1922-2022, 100 anni di bonifica nel Veneto. Sono passati appunto 100 anni da quel lontano 1922, quando si svolse a San Donà di Piave il primo congresso della bonifica veneta. È per ricordare questo che è stata pensata la manifestazione Terre Evolute, che coinvolge tra gli altri l'Università di Padova, oltre ad Ambi e a tutti i consorzi di bonifica del Veneto. Andiamo a sentire i protagonisti, tra cui anche uno scoppiettante poiana, Andrea Pennacchi. (1922-2022) viene proprio da dire, ne è passata di acqua sotto i ponti. Sì, e speriamo ne passi ancora molta, però per questo bisognerà guardare avanti al futuro e attrezzarci per governarlo nel migliore dei modi. Arriviamo da un convegno, quello di San Donà, che ha dato il via all'inizio a uno sviluppo del territorio con il risanamento dalle acque che occupavano gran parte della pianura veneta, e che ha permesso poi di migliorare la vita delle persone e soprattutto che le persone, gli uomini, potessero abitare questo territorio e consentire il suo sviluppo sociale ed economico soprattutto. Forse siamo andati un po' oltre con l'economico e ci siamo dimenticati in che territorio viviamo, che è praticamente per un terzo della pianura sotto il livello del mare. E non abbiamo avuto abbastanza attenzione per l'ambiente che ci circonda, che probabilmente adesso ci sta, come vediamo, presentando il conto. Ecco, vorremmo a 100 anni da quel convegno e dallo sviluppo che c'è stato, anche demografico, urbanistico, un po' fuori misura, soprattutto in Veneto. Ricordo che ci sono consorzi che hanno quasi il 40% del loro comprensorio che è impermeabilizzato, quindi forse qualcosa che non va c'è. E vorremmo, ecco, con l'occasione del centenario, guardare un po' avanti, riconciliarci un attimino con la natura, con l'ambiente che abbiamo forse trascurato, anzi abbiamo trascurato troppo, e proporre un sistema di sviluppo nuovo che guardi anche al paesaggio e alla natura che abbiamo intorno, quindi viene cosiddetto sostenibile, che metta in equilibrio la parte economica, che deve essere sicuramente preservata per il benessere delle popolazioni che vivono questo territorio, in Veneto in particolare, ma anche la parte ambientale, che deve avere il suo spazio, altrimenti vediamo che se lo prende, e quando se lo prende lo fa in maniera un po' brusca. Ha parlato ai nostri microfoni dei 100 anni della bonifica anche il presidente Luca Zaia. Andiamo a sentire cosa ha detto. Direi che assolutamente ci fa piacere ricordarlo, questo centenario che ha cambiato non solo la fisionomia del Veneto, ma è stato anche un intervento che oggi è un intervento assolutamente identitario, perché l'opera della bonifica vuol dire aver strappato aree originariamente che erano aree acquitrinose, aree della malaria. Sembra strano parlare così, ma questo accadeva, ma soprattutto aver dato una dimensione agricola al Veneto che oggi è una dimensione internazionale. Siamo la seconda agricoltura d'Italia, 6 miliardi di fatturato, ma siamo l'agricoltura dei 350 prodotti tipici, siamo l'agricoltura che ha più prodotti a denominazione, siamo l'agricoltura che è la prima in Italia per produzione di vini, con 11 milioni di ettolitri. Ecco, tutto questo grazie alla bonifica, quell'acqua che viene regimentata, viene distribuita e viene ovviamente data all'agricoltura. Sì, sicuramente questa è la quinta edizione, quindi la volontà che avevamo assunto 5 anni fa di
allenarci, tra virgolette, per arrivare alla stagione del centenario è stata un successo e anche nonostante i guai del Covid siamo riusciti comunque ad avere e a mantenere una presenza e un'informazione e un'attività molto significativa sul territorio. 100 anni fa riuscirono con il congresso di San Donà ad avere questa grande visione, adesso noi vorremmo sui temi che stanno sul tavolo, ovvero sia i temi della sostenibilità, dell'ambiente, del cambiamento climatico, avere la possibilità di progettare il nostro futuro per una nuova bonifica, per la bonifica del terzo millennio. Assolutamente sì, ed è un connubio che si inserisce proprio nella dimensione di promozione di una terza missione dell'Università di Padova, che dialoga appunto con enti, istituzioni e organizzazioni del territorio. All'interno di questa collaborazione è stato sviluppato dalla professoressa Elisabetta Novello un progetto, una progettazione importante che vede questa collaborazione esistere già da diversi anni e portare frutti e risultati anche in termini di ricerca e di ricaduta nei vari dipartimenti, perché questo è un progetto che si è sviluppato e cresciuto anche all'interno dei nostri dipartimenti, ben 7 dipartimenti che collaborano mettendo insieme conoscenze, competenze e ricerche diverse in una integrazione interdisciplinare che è significativa anche in termini di ricerca, quindi un dialogo interno verso l'esterno con un ritorno nella ricerca e nello sviluppo, quindi nella crescita delle persone, degli studenti e dei ricercatori. Ecco, questo rappresenta veramente la cifra fondante della terza missione, cioè terza missione significa questo: ormai tutte le nostre istituzioni universitarie, la formazione superiore è chiamata a promuovere attività di terza missione e questo sicuramente è un risultato del quale siamo estremamente orgogliosi, che sosteniamo e supportiamo in tutte le attività. Io credo che se l'università, così come ANVI e così come le altre istituzioni, non decidano di deprivatizzare le loro attività e anche noi la nostra ricerca, non riusciremo mai a fare una buona terza missione e a sviluppare quindi rapporti con il territorio significativi. Quindi è su questo che vorrei veramente puntare l'attenzione. Vi ringrazio anzi di questo coinvolgimento e vi auguro un buon proseguimento di lavori. Grazie. L'edizione del 2022 del Festival Terre Evolute è l'edizione del centenario, quindi esattamente 100 anni dopo dal convegno importante che si tenne a San Donà di Piave nel marzo del 1922, ritorniamo ancora a San Donà di Piave con tutto il mondo della bonifica, col mondo dei consorzi della bonifica, con l'Università di Padova e con altre 14 università di altrettanti atenei appunto del nostro territorio. E il momento è quindi importante per ricominciare a parlare di nuovo insieme, perché questo è quello che ci siamo proposti in questi 5 anni, di costruire un lavoro insieme, quindi mondo tecnico, mondo scientifico, per ripartire, a rivedere il territorio sotto una nuova luce, una luce appunto che ci permetta di comprenderlo meglio, di valorizzarlo, di saperlo gestire ma anche di saperlo rispettare. Allora potrei dire una battuta, dice che l'acqua smarrisce i pali, però in realtà l'acqua è molto importante per il Veneto e per me, insomma, io che poi sono nato e cresciuto vicino alle chiuse del Consorzio della Bonifica, per cui è estremamente importante. E ce ne accorgiamo proprio adesso che stiamo vivendo un momento di drammatica siccità. Ovviamente noi che ci occupiamo di arte, di teatro, non possiamo risolvere le cose, però possiamo quantomeno attraverso i linguaggi che sono i nostri cercare di
sottolineare quanto sia importante l'acqua, quanto sia importante la gestione dell'acqua, il lavoro che fa il Consorzio di Bonifica e metterlo in una chiave universale, non solo locale, per quanto siamo estremamente radicati nel locale. Terre Volute 100 a San Donà, possiamo spoilerare, dare qualche indicazione ai nostri amici da casa? Intanto li invitiamo a partecipare. Primo vi aspettiamo. Secondo, abbiamo tutta una serie di eventi costruiti ad hoc proprio per questo centenario. Stiamo costruendo uno spettacolo io, Lele Marcassa e Giorgio Gobbo su Trentin e sul convegno che stiamo celebrando, e in più abbiamo invitato Valerio Aprea, che è un attore straordinario, con testi scritti da lui e da Marco D'Ambrosio in arte Macox, proprio scritti pensando a una cosa che abbiamo pensato all'inizio del percorso del Festival di Terre Volute, cioè l'idea di bonifica come nel suo senso più ampio, no? Cioè partire sì dalla bonifica della terra, ma anche proprio che cosa fa star bene gli esseri umani, che cosa li aiuta a vivere. Poi abbiamo provato anche col linguaggio della danza, abbiamo uno spettacolo Boomerang, poi abbiamo Ale e Franz, perché anche la comicità ha qualcosa da dire sull'argomento, e poi una piccola chicca, abbiamo anche la riproposizione del film Welcome Venice, che è un film di Andrea Segre, in cui recito anch'io, lo ammetto, è un conflitto di interessi, però il film è sulla gestione del territorio, che cosa significa vivere in un territorio in questo momento di crisi, per cui l'abbiamo messo dentro, e sicuramente con la presenza degli attori della crew ne parleremo col pubblico, per cui un po' di roba interessante c'è.